Acchiappa l'idea! Oggi è tempo di fare il presepe 2022. Bentornati amici ed amiche qua su Acchiappa l'idea. Oggi vado un po' di fretta perché devo iniziare, ma è già il 23 dicembre, a montare il presepe qua a casa della nonna, dove avete visto che ho fatto anche quello dell'anno scorso. Ma quest'anno ho una grande novità perché la Frisa mi ha mandato il Freeal Power, che è una centralina per presepi temporizzata. Cosa vuol dire? Quindi con le fasi giorno, notte, eccetera. Con questa controllerò praticamente tutto e anche inserirò molte luci che nel presepe dell'anno scorso non avevo, quelle appunto del tramonto, dell'alba, del giorno e della notte. Per fare questo però mi devo anche complicare un po' la vita, nel senso che per rendere questo effetto qui penso e credo che bisogna fare una specie di baldacchino intorno al presepe, che quindi è la prima cosa che andrò a realizzare oggi. Inoltre la Frisa mi ha appena mandato anche questo qui, che è il generatore di fumo che fa il fumo utilizzando dell'acqua distillata, quindi sostanza assolutamente non pericolosa, e che quindi inserirò dentro a un forno che ho creato apposta, ma questo effetto qui probabilmente lo vedremo domani. Mentre invece adesso inizio a costruire qua sopra il piano che ci servirà per ospitare poi tutto il presepe. Con cosa lo farò? Lo farò con questi 4 pannelli, che sono pannelli in polistirene, spessi 4 cm, da edilizia, quelli che si usano per fare i cappotti delle case. Li ho presi con questo gradino, diciamo maschiati, in modo che si incastrino meglio. Quindi per prima cosa li vado a sagomare, a ricreare la forma del piano qua. Ho deciso di farlo un attimo che sborda qua verso il centro della sala. Vedete che ho già fatto dei piccoli segni con del nastro qua sul pavimento per quello che dovrebbe essere l'ingombro. Sono limitato a non poter andare più in là perché c'è il citofono e lì c'è una porta. Quindi ho deciso che al posto di arrivare con degli angoli retti qui farò un presepe che è appunto stondato, e quindi adesso vado a sistemare i pannelli in modo da ottenere il piano e poi li taglierò. Allora, visto che la nostra struttura appunto dovrà sporgere rispetto al comò, che ho coperto, vedete, con questo telo di plastica in modo che non si rovini, qua ho inserito questo tavolino per arrivare un pochino più avanti con la struttura che regge il presepe, e poi adesso ho messo questi altri spessori qui in modo da arrivare esattamente all'altezza del comò, che è 90 cm. Ora tutti i petti li vado a fissare un po' fra di loro con il nastro americano. Non dovrebbero subire chissà quali sollecitazioni, ma così giusto perché non mi si muovano se li prendiamo contro. Ecco fatto, ho ottenuto una sagoma che mi convince. Vedete che sono 4 pannelli principali che ho unito qua, questo è il punto di unione centrale, però si incastrano, e qui per venire fuori un altro pochino e poi per aiutarmi a tenere uniti questi 2 pannelli ne ho aggiunto un altro. E adesso vado a tagliare con il cutter. Mi raccomando, la lama deve essere molto affilata, così non si sprassola il materiale, e vado a fare appunto il bordo. Ok amici, non è partito il timelapse, fatto sta che ho semplicemente tagliato qua le parti che adesso vedete che mancano e ho messo dello scotch del nastro americano in qualche punto. Ho deciso che questo pannello qui, che è un po' pesante, lo lascio qua sotto, tanto non dovrebbe darmi fastidio con quelle che sono le strutture che poi andremo a metterci sopra, perché qua il presepe tenderà a salire. Adesso vado a realizzare 4 buchi passanti qui, perché qui ci andranno inserite queste barre
che sono barre filettate che metterò con delle rondelle e che serviranno per il sostegno del baldacchino, appunto, che sarà qua sopra. Sarà tutto intorno con una finestra qua davanti. Quindi per prima cosa adesso devo andare a fare appunto i buchi. Allora amici, ho provato a fare un buco col trapano ma non mi piace perché mi rovina troppo il polistirene, quindi utilizzerò il saldatore che ho messo a scaldare. Nel frattempo vi spiego. Sulla cima di questa barra filettata, che verrà tenuta ferma qui con dadi e rondelle, vado a mettere questo qua che è una specie di U, e poi una volta che sarà così in verticale fissa, qua dentro ci si va a mettere questa canalina da elettricista che è un po' flessibile e ci dovrebbe consentire di fare anche la curva. Quindi adesso è poi un tentativo, sento dall'odore che il nostro saldatore è pronto e quindi provo a fare il buchino qua. Dai, qualcosa si vede, è già montato la base. Allora ho fatto i buchi e adesso vado a installare qua le parti verticali e però prima ad ognuno gli fisso appunto questo qui. Lo faccio accelerato, se no sto video dura troppo. Questa tovaglia, appunto, dovremmo andare a fare sia il bordo, tieni mamma, sia il bordo sotto, così, ok, coprendo tutto il mobile in questa maniera, volendo con una tovaglia che non tocchi per terra, e poi fare anche così. Mettendo numero a tovaglie sufficienti. Deve scendere per coprirlo tutto il bordo. Dopo magari la mettiamo doppia, nel senso che deve, perché deve coprire anche dentro. Ok? Cioè il cielo sarà solo su quella parete là. Ok? E qui tu non lo vedi. Se tu hai la parete nera che hai anche fuori, con le robe che ci vanno contro, e il cielo che sarà là. Adesso prova a realizzare il cielo, che dovrà essere una curva che va appunto a coprire questa parete e quella là. Allora, la diagonale così, misurata col metro, è 2 metri. Io ho preso 3 cartoncini alti 100 e larghi 70, quindi 3 x 7 21, 2 10, non è tantissimo. Probabilmente dopo mi tirerò un attimo il lenzuolo nero, un po' a coprire qui e un po' a coprire lì, in modo da colmare un'eventuale tessura. Comunque qua per terra, vedete, ho già i miei 3 cartoncini che adesso vado a unire e poi dopo coloro in maniera un po' grossolana con l'acquerello per dargli appunto una tinta azzurra. Vado a fargli però un bordino, dopo vedete, in modo da irrobustire un po' il tutto, perché ho timore che altrimenti quando vado a bagnare con l'acquerello viene un gran paciugo. Ho provato e questo foglio qui è sufficiente per il nostro cielo. Adesso farò uno dei passaggi che non ho mai fatto e quindi sono un po' incerto su come procedere, però comunque devo fare, quindi bando alle ciance. Quindi per colorare di azzurro questo cielo ho deciso di usare gli acquerelli, un po' perché mi sono dimenticato a casa la tempera, quella bianca da muro, e della tempera azzurra con il quale potevo colorarlo, un po' perché gli acquerelli ce li ho e ho scelto un blu, e adesso prima vado a dare una bagnata generale e poi vado a dare questo azzurro sperando di ottenere un risultato decente. Ok,
Ok, allora, essendo questo il mio primo cielo, mi dichiaro soddisfatto. Adesso si deve asciugare un pochino almeno, quindi penso che prenderò il phon perché ho poco tempo e ho bisogno di fare in fretta perché dietro ci devo installare le luci prima di montarlo. E direi che montare il cielo è la prima cosa che devo fare adesso prima di iniziare a mettere le altre cose nel presepe, se no dietro poi non ci arrivo. Quindi adesso vedo di asciugarlo e poi prendo la fibra ottica e vado a mettere le luci, cosa che non ho mai fatto, e scopriamo insieme come si fa. Bene, ho asciugato qua con il phon, adesso non è proprio ancora asciutto del tutto ma quasi. Inizio a inserire le stelle. Allora ne metterò due pacchi da 30 stelle dietro, facendo spuntare la puntina, sperando di mettere bene. Non le ho mai messe io le stelle. Ok, ho finito di installare le stelle facendo quindi il buchino e facendo passare la punta della fibra ottica. Vedete che ho due fili che dopo ho unito e laggiù si attaccheranno poi alla ciabattina. Comunque quando sono accese si luccica così. Poi adesso c'è molta luce, quindi non rende tantissimo, ma la notte dovrebbe essere un gran bel effetto. Adesso proviamo a installarlo là dietro, fissandolo in maniera già definitiva alla parete con dello scotch di carta, in questo caso perché la parete è carta da parati. Ok, il cielo lo do per installato, sono le 5:30, posso lavorare fino alle 6:15, vi voglio dire che abbiamo iniziato alle 3 a montare queste cose, quindi dai, stiamo andando abbastanza bene. Questo è il cielo, sono soddisfatto. Adesso iniziamo a fare i diversi piani. Allora laggiù ci andrà il deserto e qua ci andrà la zona della città. Quindi posiziono quelli che sono i pezzi principali e vedo se mi convince. Per fare un po' le altezze utilizzo degli scatoloni e dei pannelli di polistirolo e polistirene di riciclo, in modo appunto da non dover riempire di troppa segatura o similari. Adesso ho iniziato a creare la montagna laggiù in fondo dove ci sarà il deserto in realtà. E poi venendo avanti bisogna abbassare il livello e aggiungere le altre cose. Però per rendermi conto di quelli che sono gli ingombri e dove voglio mettere le cose, adesso inizio a tirare fuori i pezzi e a collocarli qua nel presepe. Qua poi dopo se andrà l'alba e l'altra monto o viceversa, adesso vediamo. Bene, per oggi lasciamo così. Sono le 6:15, quindi ci abbiamo lavorato poco più di 3 ore. Per averci lavorato 3 ore sono abbastanza soddisfatto. Adesso ci dormiamo su e domani vediamo di finire di collocare i pezzi, installare le luci e chiudere il tutto, sperando di riuscire a farcela. Con l'impianto della frisa sicuramente siamo agevolati, ecco. Però qualche inconveniente può sempre succedere. Le luci sono piuttosto soddisfatto di come sono venute. Noi ci vediamo domani con, spero, la fine del video. Ciao!